Ciao a tutti amici di Matto Scacco, ben ritrovati. Andiamo subito a dare uno sguardo alla partita del sesto turno del campionato mondiale che si sta giocando in questi giorni a Dubai tra Magnus Carlsen e Cori Bianco in questo incontro contro Ian Nepomniachtchi, lui russo sfidante al titolo mondiale. La partita si è conclusa dopo 7 ore e 45 minuti, quindi immaginate quanto possa essere stata complessa. La partita inizia di 4 per Carlsen, cavallo F3, cavallo F6. Dopodiché il bianco decide di impostare uno schema un po' solido, un po' strano come sequenza di mosse, perché a volte in questo tipo di posizioni sicuramente il bianco ritiene opportuno giocare C4 per rientrare in quella famosissima apertura catalana. A Rocco Corto è quel momento di creare qualcosa. E in questa posizione c'è da dire che C4 rientra nell'apertura catalana ed è anche considerata una mossa molto frequente. Ci sono altri modi di interpretare la posizione, tra cui cavallo di 2 con l'idea sempre di giocare a C4, oppure pianificare una spinta in E4 che ovviamente in questa posizione è veramente difficile da realizzare, e giocando qualcosa di solido tipo C3, poi il cavallo si sposta in D2 e a quel punto il bianco decide di fare 4. Ok, B3 da parte di Carlsen, mossa più che possibile. Solitamente quando un giocatore gioca mosse lente intendo mosse che non cercano immediatamente di conquistare il centro, la reazione migliore è sempre reagire al centro, e quindi Ian Nepomniachtchi in questa posizione decide dunque di giocare C5. Qual è l'idea? L'idea è allontanare il pedone bianco lì superstite dal centro della scacchiera, perché in caso di difesa centrale del pedone con uno dei pezzi il bianco semplicemente sarà costretto a portare un proprio pezzo al centro della scacchiera, a cedere il centro, perché poi dopo una possibile cattura di cavallo prima o poi il nero riuscirà a giocare 5, oppure successivamente il nero qui giocherebbe cavallo C6 per poi realizzare 5. Infatti, tornando indietro, il seguito più sicuro, che è anche lo stesso giocato dal campione del mondo, è senz'altro la cattura in C5. E cattura in C5 da parte del nero e quindi C4, mossa molto strana. Perché dico mossa strana? Perché la prima considerazione che si potrebbe fare, io da nero cattura in C4, il mio avversario ricambia e la struttura pedonale è assolutamente brutta per il bianco. Il bianco qui si ritroverebbe con 3 isole pedonali. In effetti sembrerebbe così, però l'idea è molto più profonda, perché dopo pedone per C4, dato che l'alfiere in C5 non è più difeso da nessuno, donna C2 inchioda all'istante il pedone C4 dietro il quale c'è l'alfiere, e quindi la struttura pedonale del bianco è tuttora salva. Cavallo D2 continua per far pressione su C4, e anche questa è una mossa molto interessante. Si potrebbe anche dire un approccio molto dinamico da parte del bianco, perché questa alfiere adesso è difeso, la donna si è spostata in E7 per difenderlo, e quindi se il nero catturasse in B3 la posizione che si ottiene sarà qualcosa del genere. Il bianco qui ha dato un pedone, e ha dato un pedone per cercare un dinamismo, un'attività con i propri pezzi. Sicuramente si potrebbe proseguire con un alfiere che si sposterà in B2, oppure un alfiere che si sposterà in F4, creando la tipica coordinazione della coppia degli alfieri che guarda lo stesso lato della scacchiera. Nepomniachtchi, probabilmente sia per conoscenza della posizione ma anche per evitare possibili preparazioni, ha deciso di giocare la linea più tranquilla, cavallo C6, cavallo per C4 per mantenere una struttura pedonale solida, e a questo punto B5, molto interessante, molto concreta. Il nero porta un pedone in B5, attacca il cavallo che si sposta al centro della scacchiera, e a questo punto dopo cavallo B4 si guadagna un tempo sulla donna bianca che si trova lì in C2 non molto difesa. Donna B2 alfiere B7, e questa posizione sembra leggermente più comoda per il nero. Perché faccio questa affermazione? Perché la diagonale libera e la diagonale più lunga delle case bianche è di controllo del nero in questo istante. È chiaro che questa alfiere svolgerà un ruolo importante nel contrastare il controllo delle case bianche. Quest'altro alfiere si trova in una posizione attiva, e la coordinazione che prima avevo esposto per il bianco effettivamente ne ero riuscito a crearla, quindi coppia degli alfieri in gioco sullo stesso lato della scacchiera. A 3 per Carlsen, cercare di fare indietreggiare i pezzi avversari è qualcosa di molto importante quando questi superano la metà scacchiera.
cavallo di 3, alfiere B6, alfiere G5. Idea facile, alterare la struttura pedonale del nero. Torre D8, alfiere per F6, dopodiché pedone per F6. Cosa fare per mantenere la coppia degli alfieri in gioco? Ok, per mantenere la coppia degli alfieri in gioco il nero è stato ben disposto ad alterare la propria struttura pedonale. Effettivamente questi pedoni sono doppiati, ma dovete anche sapere ricordare che questi pedoni doppiati non sono deboli se accanto a loro ci sarà un altro pedone, soprattutto se poi questo pedone della colonna E, e quindi l'unione di questi pedoni, qualcuno penserà fa la forza, l'unione di questi pedoni fa la forza e controlla effettivamente tante case centrali. Sono dei pedoni molto forti contro una coppia dei cavalli presente all'interno della scacchiera. Torre AC1, cavallo D4, all'attacco si conquista spazio lì al centro della scacchiera e a questo punto guadagnate il tempo sulla regina bianca che adesso si rintana, si sposta nella casa laterale, è il momento di togliere l'alfiere avversario dal centro della scacchiera. Chi è che sta meglio in questa posizione? Beh, la posizione, seppur pari dal punto di vista materiale, sembra più comoda per il nero, perché il nero è lì pronto, ha appena superato la metà scacchiera con donna alfiere ed effettivamente sta decisamente un po' meglio. Ok, il fatto di star meglio non significa che ci sia qualcosa di concreto, qualcosa di immediato, qualcosa che possa dare un vantaggio evidente a uno dei due. Donna C2 da parte di Carlsen, A5 alla ricerca della presa di spazio e a questo punto Re G7. Re G7 è una mossa che qualcuno potrebbe storcere il naso, magari questo è il momento da parte del nero di prendere spazio con una spinta di uno dei due pedoni e quindi perdere, tra virgolette, un tempo muovendo il proprio re, sembra un errore. In realtà il Re G7 è importante per due fattori principali. Difendiamo il punto F6 e cosa importante quando un pezzo bianco, perché tra qualche mossa vedremo che si verificherà una possibile presa in C8 e il bianco non darà lo scacco importante sull'ultima traversa. Torre D2 giocata, torre C8 e quindi eccolo qui il dettaglio. Il nero non voleva subire lo scacco di questa torre e quindi ha anticipato il tutto perché a questo punto è in grado di creare qualche difficoltà. Il pedone in B3 è sotto attacco, qualcuno deve difenderlo. B4 riesce in questo e adesso momento importante, e seppur dal punto di vista materiale abbiamo un equilibrio, due torri equivalgono a una donna, e dal punto di vista pratico la posizione è leggermente più facile per il nero. Dopo B4 la mossa del giocatore russo di Ian Nepomniachtchi è interessante, è stata questa, A4, la cui idea è lasciare in una posizione più arretrata questo pedone A3. Questo pedone A3 che può diventare obiettivo, magari si potrebbe giocare più avanti donna B3 per attaccarlo, a volte chissà alfiere B2 sfruttando la possibile inchiodatura del cavallo dietro il quale si trova una torre non difesa, ed effettivamente così avviene in partita perché E3 forza un po' il gioco, però su E3 ci potrebbe essere quest'alfiere in B2 e alfiere B2 chiaramente in caso di cattura di torre potrebbe seguire donna per D3 e occhio perché non è così facile difendere il pedone A3. Su torre A2 purtroppo le speranze del bianco si interrompono perché lo scacco permetterà la cattura successiva della torre. E allora a questo punto dopo alfiere B2 la posizione è realmente scomoda, al bianco ok, non è che è una posizione vinta, il bianco deve cercare controgioco, sicuramente giocherebbe torre C5, la donna si sposta e dopo donna per B2 provare a difendere questo finale. Finale più che difendibile, di fatto adesso le torri comunque si coordinano facilmente magari in questo modo. E quando il nero cattura il pedone A3, il bianco catturando il pedone B e magari cercherà di coordinare le torri sulla settima traversa alla ricerca di qualche perpetuo. Però dal punto di vista pratico il nero giocherebbe per vincere. E 3 giocate in partita, alfiere 5, H4, questa è la posizione raggiunta, e dopo H4 il pedone H solitamente è colui che prende spazio all'interno della scacchiera, arriva H5. Quindi Re H2. Questa mossa di re la possiamo interpretare un po' come prima per cercare di sottrarsi da possibili scacchi fastidiosi sulla prima traversa
e a questo punto il nero decide di giocare alfiere B2. Alfiere B2 in realtà in questo momento è un'occasione persa, perché bisognava cercare di giocare un po' più solidi e comunque posticipare alfiere B2 a una mossa come donna B3 per passivizzare un po' di più la posizione dei pezzi avversari. Alfiere B2 giocata, torre C5, si attacca la donna, da lontano si guarda questo pedone H5 che non è più difeso, e dopo donna D6 arriva un'imprecisione importante. La mossa che a posteriori il software considera migliore è questa qui. E qualcuno dirà, beh, io cattura 3, cosa potrebbe accadere? Dopo la cattura in A3, il computer, quindi queste analisi profonde diciamo, di macchine, di robot, che non hanno nulla a che fare con la percezione umana, considera totalmente vinta questa posizione, perché arriva il cavallo in F4, solfiere per B4, cavallo per H5, re si sposta e la semplice torre per D6 chiaramente diventa decisiva. Ok, quindi su cavallo F4 è chiaro che questa non serve una macchina a dire che questa torre ovviamente attacca la donna, e quando la donna si sposterà cavallo per H5 lì nell'aria, ma prima arriva il raddoppio sulla settima traversa. Il nero non è in grado di impedire questo raddoppio, però quanto è difficile analizzare questa posizione, perché solfiere per B4 seguirebbe cavallo E6 scacco, e quindi dopo una torre che va sulla settima traversa il re si dovrà spostare, e dopo la torre che si sposta qui, quanto è complicato analizzare questa posizione in cui da bianco abbiamo dato 2 pedoni al nostro avversario con un alfiere che sostiene. Dal punto di vista pratico arriverà a cavallo per H5, ma realmente si sta rischiando tanto con tante variabili in gioco. Ok, adesso sorrido perché analizzando la variante di prima effettivamente la cattura della torre in D6 era parecchio evidente. Torniamo alla partita, quindi siamo così, abbiamo detto H4, H5, alfiere B2, torre C5, la donna si sposta, torre D1 giocata, e torre D1 in caso di alfiere per A3, che è la mossa giocata da Nepo, e Carlsen ha risposto con torre per B5 per poi proseguire in questo modo. Adesso c'è una mossa che qualcuno potrebbe già notare, la torre in D1 non è difesa da nessuno e dunque sul alfiere per B4 effettivamente si riesce a catturare un altro pedone. L'idea di Nepo è più profonda. Nepo qui ha giocato E5, la cui idea è cercare di fare 4, e l'altra idea molto interessante è giocare donna G4 mantenendo il contatto sulla torre in D1. Torre C2 da parte di Carlsen, ed effettivamente qui la mossa che si considera più forte. Vedevo un po' in diretta i commenti di Anish Giri che proponeva, beh, questa donna in G4 sta sicuramente bene in una posizione molto fastidiosa. In partita è stata giocata donna E4, torre D2 rafforzando tutto, e questo è il momento di progredire un po' per volta. Adesso vado un po' più rapido, donna B3, torre 2, progredire un po' più volta significa cercare di entrare in un finale dove i pezzi protagonisti saranno le 2 torri contro la donna, quindi l'obiettivo del bianco per avere una posizione più facile, che poi in realtà sarà anche una posizione vinta, è cercare di cambiare il suo cavallo per l'alfiere avversario. Perché è una posizione vinta? Allora immaginiamo di eliminare questi 2 pezzi dalla scacchiera, e allora il bianco non resterà altro che coordinare le sue 2 torri sul pedone libero, quindi eliminarlo, e poi fare lo stesso su un qualsiasi dei pedoni avversari. A quel punto diciamo che i possibili 4 pedoni superstiti di bianchi contro i 3 del nero garantiranno la vittoria in un finale di pedoni. E 4 per il nero, il cavallo bianco salta lì in C5, e dopo donna per B4 il bianco cerca di rientrare in quel finale di cui parlavo prima, perché su donna per E4 semplicemente torre per A3 seguita da torre qui e la cattura di questo pedone porta a un finale facilmente vinto, perché una torre bianca andrà in F4, l'altra andrà in F6, e a quel punto dopo la cattura il finale successivo non si riesce a difendere. Torre C2,
alfiere F8, cavallo C5 attaccando donna pedone, la donna si sposta, a cavallo D3, l'inizio delle manovre. Siamo soltanto alla 43esima mossa e di mosse fino alla fine della partita ce ne sono state molte di più. Cavallo F4, torre A2 bloccando il pedone libero e cercando di minacciare questa cattura. In che modo? Il bianco vuole giocare torre D5 attaccando la donna e portando un secondo attaccante su H5. Alfiere B4 cerca di scordinare i pezzi avversari, perché adesso su torre D5 questa incursione potrebbe essere noiosa. Se i pezzi bianchi andassero a caccia di pedoni, comunque si spostano dalla difesa, dal contatto col pedone A, questo pedone A chiaramente creerà notevoli minacce. Dunque qui dopo alfiere B4 che attacca la torre, torre D3, re H6, torre D1 e adesso si manovra. Le due torri si trovano nella posizione ideale mantenendo il contatto con questo pedone. Servirà al cavallo bianco qualche manovra per mantenere per creare un attacco. Alfiere in D6, il re si sposta e adesso nel giro di qualche mossa si raggiunge questa posizione qua. Il Magnus Carlsen, sorprendendo un po' chi stava commentando in diretta o comunque sia in questa posizione, sicuramente ha fatto queste considerazioni. Diciamo che da bianco non ha grandi possibilità di catturare questo pedone, perché il cavallo dovrebbe fare delle manovre un po' particolari, dovrebbe andare in B5 per cercare quindi di catturare in A3 e ad esempio in questa posizione potrebbe giocare cavallo B5 per catturare A3, però il problema è che quando il cavallo si sposta lascia la diagonale libera all'alfiere che attacca la torre. Quando la torre si sposterà, quest'alfiere magari si sposta in B2 ed è veramente difficile, se non improbabile, riuscire a catturare il pedone A3 indenni. E allora, diciamo, facendo queste considerazioni, avrà pensato, sacrificando la torre sul pedone avversario, adesso questa intermedia è molto forte, scacco sfruttando l'inchiodatura, quindi il re si sposta, e sacrificando la torre, e chiaramente questo finale il bianco non può perderlo, anzi probabilmente lo vince, perché in questa posizione il parziale direbbe ok, torre, cavallo e pedone per la donna, e a tutto ciò direi anche che il pedone H5 prima o poi viene eliminato, semplicemente mettendo una torre sulla traversa e un cavallo che raggiunta F4 minaccerà questo pedone H5. Ok, il finale sarebbe sicuramente perso e dunque Nepo, tornando indietro, ha giocato questa intermedia catturando H4, il re si è spostato per poi ritornare in E4, tornando un po' più indietro, facendo un po' più di attenzione. Chiaramente in caso di cattura seguirebbe pedone per H4 con vittoria immediata. Questa è la posizione raggiunta al sesto turno del campionato mondiale, torre A4, il pedone A è stato cambiato con il pedone H e questo chiaramente conviene tantissimo al bianco. Alfiere 5 giocata, cavallo 2, mossa molto bella, e si attacca la donna e cosa importante, si impedisce al nero di giocare H4. H4 è la tipica mossa che il giocatore che è in difficoltà deve giocare per aprire degli spazi contro il re avversario. Cavallo E2, donna si è spostata, torre A2 difende il cavallo e adesso è il momento di pianificare il piano corretto. Ok, in analisi pensavo, che poi diciamo è stata anche ho avuto anche la conferma da alcune analisi che ho visto in diretta, che il piano corretto fosse mettere un cavallo in F3 per poi cercare di attaccare il pedone H raddoppiando le torri. Sono tante mosse, ma sembra abbastanza facile da realizzare. In realtà col senno di poi non è così semplice e ciò che ha fatto Carlsen qui ha sorpreso un po' tutti, perché ha deciso di muovere il suo pedone. Ok, questa è una scelta importante, perché in quella posizione che vi ho mostrato, posizionando ad esempio un cavallo in F3, la vittoria sarebbe automatica, però siamo in una fase del gioco dove entrambi stavano giocando con 1 minuto e 30 circa, forse 1 minuto e 30 Carlsen, mentre Nepomniachtchi aveva 5 minuti, c'è stata una differenza di tempo, e si sta raggiungendo la 60esima mossa. I giocatori
ogni 20 mosse, se non sbaglio, hanno un bonus di 15 minuti in più sul proprio orologio. Quindi F3 giocate in questo momento è una scelta importante perché ha un pedone mosso e quindi è un punto di non ritorno. Se questa mossa F3 non dà chance di vittoria, purtroppo sarà tardi. Allora, dopo F3 è stata giocata donna D1, quindi F4, alfiere C7, bonus di 15 minuti. Abbiamo appena superato la 60ª mossa. La partita continua, alfiere B6, attaccando il punto più debole della posizione. Effettivamente con donna D3 seguirebbe alfiere 3 per il bianco. E donna B3 attaccando il pedone, che viene difeso in modo particolare, perché viene difeso lungo la colonna dalla torre 4, e quindi si continua. Re G7, torre 8, F5. Occhio che la mossa di Nepo è molto logica, perché vuole cercare di conquistare spazio ed evitare che questo spazio possa conquistarlo con facilità l'avversario. Comunque un pedone in F5 evita che la torre possa mantenersi in una casa attiva. E c'è anche da dire che muovere tanti pedoni, soprattutto quando sono deboli e non sono più difendibili da altri pedoni, questo potrebbe alterare la situazione difensiva. Torre A8 giocata, donna B4, torre C8 e dopo alfiere A5 è il momento di rimanovrare. La torre in E5 del bianco si trova nella posizione ideale, mantiene un contatto con F5, difende 3 e quindi svincola l'altra magari da ruoli di coordinazione. Ok, la partita prosegue, adesso vado un po' rapido, sono tantissime mosse, non ho mai commentato una partita così lunga, e finché si raggiunge una posizione critica che vi mostrerò tra pochissimo. Intanto la torre in E5 attacca l'alfiere non difeso, però indirettamente questa donna attacca la torre. La partita prosegue, il piano vincente potrebbe essere mettere le torri sulla settima traversa e per attaccare F7. F7 è chiaramente il punto più debole dello schieramento del nero. Torre B5, torre attacca e adesso tra poco vedremo la scelta di Carsen che è molto impegnativa. Intanto il pedone F5 ha lasciato la scacchiera, ha ceduto al nero la possibilità di giocare donna D3 per poi attaccare 3, ma qui l'idea di Carsen era un'altra. Siamo all'80ª mossa e si ricontinua. Torre per F7, sacrificio di torre che in realtà dopo la cattura porta alla cattura dell'alfiere, quindi il campione del mondo decide di rientrare qui, considerando questa una posizione sicuramente non rischiosa, perché il materiale presente è praticamente tutto del bianco, considerando questa una posizione non rischiosa, ma considerando questa una posizione dove si può provare a vincere. La partita continua, molte mosse sono semplicemente giocate per guadagnare quei 30 secondi in più sull'orologio. Ogni giocatore durante la propria partita, ogni volta che muove, ha un bonus di 30 secondi in più sull'orologio, quindi molte mosse sono sicuramente dettate da manovre per guadagnare tempo. E in questo momento Carsen ha circa 1 minuto e 30 e Nepo ha sempre qualche minuto in più di lui. La partita continua finché arriva il momento di scegliere il piano. Il piano impegnativo è sicuramente cercare di capire come bisogna coordinare al meglio i propri pezzi e quindi decide Carsen che è il momento di posizionare un cavallo in F3 che fa un po' da barriera, temporeggiando un po'. Come dicevo, ci sono mosse che vengono fatte più che altro per guadagnare tempo e chiaramente la posizione vincente o comunque il tentativo di vittoria avverrà soltanto muovendo il pedone in E4. Quindi B4 giocata, qualche scacco di troppo, il cavallo va in E2 e vi dico e già vi annuncio che il cavallo è il miglior difensore del re in questo tipo di posizioni, perché la torre servirà per attaccare, per cercare di far progredire i propri pedoni. E4 giocata, è il momento di cercare di fare qualcosa in più. Il re si sposta qui, come vedete il ruolo del cavallo è importante e anche fondamentale perché mantiene sotto controllo i pedoni, il pedone debole in G3 ma anche il pedone F, e qui non resta nulla di fatto, cioè non resta al nero che giocare H4 come unico tentativo. E su H4 occhio, perché se ci concentriamo troppo sulla vittoria il mio avversario potrebbe giocare questa e adesso la posizione diventa difficile perché il pedone H anche lui è destinato a una possibile promozione. Quindi pedone per H4 giocata, donna H3 intermedia
e si sposta donna per H4. Adesso è un finale particolare perché abbiamo 4 pezzi per la donna. Dal punto di vista materiale 10 punti per il bianco e poi la donna che alcuni considerano 9 e altri 10, comunque è una posizione molto, molto complessa. I computer vi dico che già qui non la capiscono perché considerano questa valutazione della posizione 0-0-0, ma ovviamente stiamo parlando della sesta partita del campionato del mondo dove già abbiamo superato le 7 ore. E cosa significa? Che dopo 7 ore di gioco vorrei vedere chiunque di voi, comunque se io dovessi giocare 7 ore una partita sarei sicuramente stanco. Quindi i giocatori sono stanchi, è stato un lavoro incredibile per loro mantenere una concentrazione alta per tantissime mosse e anche Kasparov in conferenza stampa dopo la partita ha dichiarato: ok, vorrei vedere chi adesso dopo questa faticosissima partita abbia il coraggio di dire che gli scacchi non siano uno sport e che non sia importante la tenuta fisica. La partita dunque continua, il bianco decide che è il momento di utilizzare il cavallo in difesa, il cavallo in difesa del proprio re e quindi coordinare la torre per progredire e prendere spazio. Quindi la torre ha il ruolo di sostenere l'avanzata di questi pedoni, mentre questo re si deve nascondere e difeso dal proprio cavallo ed effettivamente è proprio così. Il cavallo in H5 sta abbastanza bene, la donna chiaramente adesso è un po' a rischio perché come vedete il nero non ha tante mosse. Se il nero spostasse il proprio re, il problema è che il bianco avanza lo stesso, porta la torre in avanti, prima la torre attacca la donna, poi avanza il pedone e poi avanza il pedone. Ed è anche un problema, è anche molto strano vedere quanto la donna, che è il pezzo più veloce che abbiamo all'interno della scacchiera, qui si trova intrappolata, circondata dai pezzi del bianco. La partita è continuata, cavallo H5, donna H7, E6 giocata, dopodiché donna G6 e quindi torre F7. Allora, questo è un momento importante perché E6 è la mossa che vi dico che vince, perché dopo donna per F5 seguirebbe lo scacco doppio con vittoria successiva. Dopo E6 donna G6, ma a questo punto la mossa di Carsen è ancora più bella. Torre F7, anche in questo caso se donna per F7 seguirebbe il doppio, il re cattura, il cavallo cattura e il re riprende, ma il finale di pedoni è sicuramente perso. Il re bianco avanza conquistando spazio e dopo di lui il pedone continua la sua corsa verso la promozione. A questo punto F5 scaccia la donna e dopo cavallo G7 Ian Nepomniachtchi, il giovane russo sfidante del campione mondiale, decide di arrendersi. Le minacce del bianco sono multiple, bianco vuole promuovere, ma cosa importante, dopo un tentativo umanamente possibile, quindi inseguire questo re, in realtà l'idea è nascondersi lì dove non possa più essere attaccato, quindi raggiungere una posizione del genere, non ci sono più scacchi contro il re bianco e allora le minacce di cui parlavo prima sono quelle realizzabili. Partita veramente lunga e molto affascinante, sono state 7 ore e 45 di partita, 141 mosse e qui per questo video vi dico che non ve la rimostrerò dall'inizio, sono veramente tante mosse, tanti spunti interessanti. La partita la trovate completamente nella versione integrale nel nostro studio Matto Scacco che trovate nella piattaforma di Lichess. Appuntamento al prossimo video, domani settimo turno, Carsen di nuovo con il bianco. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!